Si stanno preparando per la penultima batteria. Leonardo Ricci in corsia 1, Luca Sernagiotto in 2, Alessandro Bonvicini in 3, Riccardo Cervi in 4, Gabis Cantamburlo in 5, Riccardo Caglierari in 6, Daniele Toloni in 7, Michele Vegro in 8. E dunque 3 soltanto le batterie dei due stile uomini, quindi già teste di serie, con Alessio Gerardin in corsia 4 al terzo miglior tempo di iscrizione per l'Antares Nuoto, già campione giovanile e di categoria nella sua carriera. Non mancano di certo i titoli. Per quanto riguarda l'ultima stagione invece sono arrivati 2 medaglie di bronzo nella farfalla in vasca lunga nei 4 stili ai Criteria e 2 titoli sempre ai Criteria nei 200 farfalla, sua gara preferita, e anche nella giornata conclusiva della serie numero 2, ricordiamo il successo nei 1500. Gerardin già nazionale giovanile nel 2016, era la Coppa Komen di Gezira, anche in quell'occasione le medaglie non sono mancate, doppio bronzo 200 farfalla e staffetta 4x2 della nazionale giovanile. Insomma, super carriera giovanile appunto per Gerardin, a caccia di un miglioramento e di un salto di qualità anche nel mondo assoluto. Lui classe 2000 al pari di Bizzotto che lo affianca, e anche Sbrissa in corsia numero 3, tutti e 3 atleti del 2000. Quindi seguiamo proprio quest'ultima fase di gara con Gerardin che si rimette davanti, non molla Bizzotto in 5, quindi vediamo i responsi cronometrici. Ale Gerardin 1:52,59 su Davide Bizzotto 1:52,85.